Un giorno lungo un anno, una mostra fotografica di Giancarlo Rado, musicista di professione ma fotografo per passione. Buonasera. Di cosa si tratta? Cosa significa innanzitutto un giorno lungo un anno? Allora, diciamo un giorno così lungo un anno è il titolo che ho dato a diciamo, questo lavoro fotografico sulla vita del pastore. Posso dire che il pastore e tutta la sua cultura appartiene profondamente un po' al Veneto, alla tradizione rurale del Veneto, tradizione che anch'io ho diciamo, vissuto nella mia infanzia e che a un certo punto della mia vita ho sentito la necessità di narrare con delle foto dal Trentino fino al Friuli Venezia Giulia, e rappresenta un viaggio ideale così all'interno sia del mondo dei pastori, ma anche un viaggio ideale anche all'interno di noi stessi, perché tutti noi siamo connaturati diciamo, con la storia del viaggio. Diciamo che il viaggiare che loro incarnano in maniera totale è un po' una parte della nostra vita. Come è stato possibile approcciarsi a questi pastori? Allora diciamo così che è stato molto semplice. Allora così qualche anno fa, 2005, vado su in montagna sul lago Rai e in quota sui 2000 metri trovo un gregge, trovo uno di questi pastori, Angelo Paterno, e gli chiedo ma cosa fate dopo? Dopo scendiamo, andiamo diciamo, a Feltre, poi scendiamo per il Piave, dopo quando il Piave si va verso Gorgo diciamo, al Monticano, poi si passa in Livenza, e Livenza a un certo punto si va verso diciamo, San Stino e dopo si passa al Tagliamento e di là si arriva fino al mare. Io ho subito capito che questa era una cosa straordinaria. Posso dire che anche tutto questo lavoro si può trovare su internet, basta diciamo, digitare il nome mio e uno arriva un po' alla volta a dei link e un po' navigando con una certa perizia si riesce un po' a vedere tutto quanto il lavoro. Organizzare una mostra con un unico autore specialmente è anche importante, non è facile, e organizzarla in un posto dove non c'è lo spazio, nel senso che nelle prime ricognizioni che abbiamo fatto qua con Giancarlo abbiamo detto che non era possibile farlo. Poi con l'aiuto di tante persone, perché molto di questo materiale di sostegno è stato dato da degli amici, siamo riusciti a metterla in piedi la mostra. Lo spazio è quello che è, nel senso che potevamo anche mettere, perché c'erano più foto da mettere. E qui veramente dobbiamo ringraziare gli sponsor e anche l'amministrazione comunale che ci ha sostenuto in questo, e non è stata una cosa da poco.